Non penso che nessuno dei politici italiani abbia anticipato come una Cassandra questa crisi. Non l'ho mai sentito qualcuno a settembre che abbia detto io l'avevo già detto, anche perché è una crisi questa che viene da lontano, viene dall'America ed è stata portata con la globalizzazione, con tutto quello che di negativo si è portata dietro. Io penso, anche perché i dati sono assolutamente alla portata di tutti, che il nostro governo, questo governo stia facendo di tutto e di più. Per fortuna anche le regioni, di tutto e di più, nei limiti della disponibilità che abbiamo, perché non possiamo, con il debito pubblico che è a certi livelli impossibili, siamo il terzo paese al mondo per debito pubblico, pertanto più di così non possiamo sforare assolutamente. Con le risorse e con le entrate che abbiamo cerchiamo di fare di tutto e di più. Le regioni fanno la loro parte, senz'altro io ho seguito sia quello che ha fatto il mio Veneto che quello che ha fatto il Friuli per restare nel nord-est. L'importante è avere anche un po' di fiducia su quello. Ho visto l'ultimo MS che a settembre scoppierà tutto quanto. Se c'è fiducia, se c'è costanza, se c'è una visione in prospettiva di un certo tipo, non ottimistica fine a se stessa ma realistica, io penso che le cose potrebbero andare bene anche senza ascoltare troppo certi giornali eccessivamente pessimisti.